Governatore Federica oggi ha partecipato al varo del nuovo ponte autostradale di Palmanova, un'opera che sicuramente garantirà, una volta terminata, maggiore sicurezza e maggiore fluidità del traffico in Friuli Venezia Giulia. Sì, oltretutto in tempi anticipati rispetto alle previsioni. Noi quello che stiamo cercando di fare è quello di ridurre i tempi per un'opera che oggettivamente è enorme. È una delle più grandi opere che in Italia si stanno facendo, la terza corsia in Friuli Venezia Giulia, e noi vogliamo lavorare per cercare di ridurre il più possibile i disagi per i cittadini. Devo dire con chiarezza che purtroppo un'autostrada vetusta a 2 corsie non avrebbe permesso di sopportare il traffico che è in aumento, soprattutto negli ultimi anni. Io ricordo che negli ultimi 2 anni c'è stato un aumento di quasi 3 milioni di veicoli, di cui la metà è traffico pesante, e quindi i disagi sarebbero stati enormi. Quindi dobbiamo intervenire, così è stato fatto, ma intervenire anche in modo veloce, e su questa direzione ci stiamo muovendo, quindi mi auguro di portare presto buone notizie per un anticipo della fine dei lavori e che i cittadini possano usufruire a pieno dell'autostrada a 3 corsie. Assessore Pizzimenti, col varo di questo ponte è un altro tassello importante nella viabilità del Friuli Venezia Giulia. È uno dei nodi più importanti della viabilità del Friuli Venezia Giulia, che comprende ovviamente questo, ma tutto poi la viabilità complessiva dell'autostrada, non solo di questa, ma quello che sarà anche il futuro, gli altri 2 pezzi terminali dell'autostrada stessa. Un'opera che una volta realizzata garantirà maggior sicurezza e maggiore semplicità di trasferimento nella nostra regione. Questo forse è la cosa più importante. Al di là della fluidità del traffico, la maggior sicurezza del trasporto delle merci e anche delle persone. Quindi mi pare che stiamo andando nella direzione giusta. Presidente Castagna, oggi un altro passo importante in avanti verso la realizzazione di un'opera strategica per il Friuli Venezia Giulia. Assolutamente sì, perché il varo di questo ponte è proprio il punto critico per la risoluzione del nodo di Palmanova, che è quello che crea sostanzialmente le grosse criticità anche nel traffico di questa tratta. Quali saranno i prossimi passaggi? I prossimi passaggi saranno, per quanto riguarda il terzo lotto, saranno il completamento della prima campata del ponte sul tagliamento. A fine anno, quindi entro Natale, ci sarà quasi sicuramente tutta la deviazione del traffico dal vecchio ponte al nuovo ponte, e quindi sarà anche questo un altro grande passo avanti per la conclusione della terza corsia nella tratta che va da Alvisopoli qui al nodo di Palmanova.